Eccoci qua, buonasera, buonasera. A Luca fa, lo so perché manchi a Luca, però per dare quella, per dare l'inizio, diciamo, frizzante, voglio, a proposito di frizzante, questa sera con me, cominciamo che chiamate, manca cominciate già la telefonata su Facebook, aspettate un attimo, a uno, vediamo di chi si tratta, di caca mio cazzo, che questa volta chiama all'inizio, piazza, perché di solito chiama alle 10 e mezza, più o meno, diciamo, subito mi ha rotto cazzo all'inizio per cambiare un po', giustamente pure lui a essere scucciato, noi mi cago cazzo subito cagatura. E chi non lo sa, caca mio cazzo si chiama proprio così, di nome e di fatto, cago cazzo. Vabbè, comunque questa voce sono anche in compagnia della mia Casado Cola, voglio che vi spiego perché ce l'ho, perché no, perché vedete ma fa una scena in video, allora su maniera mica una casa caruto veramente di proporzioni mondiali, veramente voglio, cioè, per lui io devo con un po' termine perché casa caruto oramai non è troppo poco viste, capito? Ma pure palazzi, pure grazie, cioè sono termini che per lui sono stretti, perché mi ha fatto accattare sta scimmia no? Bottiglie euro per l'euro e 30 euro. Però il fatto è che mo la tenga a casa, ma la già avevo, no? Che mi pare brutta, quindi ma mi dispiace perché in precedenza le bottiglie piccole di casa lo si possono vivere, la rossa invece non si possono vivere. Quando vendo, la giocata, a scena non l'ho fatta perché l'immagine era una casa che vabbè, detto questo, che volevo fare? Detto, volevo un attimo coppa di YouTube, scusatemi, perché in coppa di YouTube sto ancora, quindi non so chi ci sta collegato, e capo come me ne fotto pegare perché ho una marea di saluti, voglio dire che una marea di saluti da fare e voglio cominciare subito perché sennò sarà una mezz'ora, posso fare dei saluti, vabbè comunque saluto Carlo Viesti, che innanzitutto che parecchio non ci seguiva, non so che fine ha fatto, che si faceva a scuola, non so cazzo, comunque lo saluto, Carlo Viesti, Alex Stabiese, grandissimo da Castellammare di Stabia, che ho avuto il piacere di conoscerlo, al conosco bene Alex, e poi Giacomo Servillo che dice sempre che Innaggia dice che è una casa caruta, ma lui lo è, quindi io non posso evitare di dirlo, Miriam Maisto, Fabio Migliaccio, che sa avere sempre la roppa diretto, Mosa sta veramente in diretta per la prima volta che mi ha scritto, poi le due gemelle carute, Irene e Jenny Vivolo, che saluto che si chattano con Irene, che ha detto, ma tu non fai all'MD? No, io non fai all'MD, però ovviamente non sei la prima che lo dice, perché ovviamente essendo che i pazzi sembrano all'MD, qualcuno veramente pensa che hai fatico all'MD, ma questo non è vero. E poi ci sta Antonella Sorbolino, voglio salutare particolarmente perché l'ho incontrata un paio di giorni fa a Via Toledo, che ha fatto una figura in mezzo che non avevo capito bene che era lei, la Antonella Sorbolino che mi scrive, mi commenta qui su Facebook, mi mette mi piace i video, quindi mi ha fatto assai piacere che l'ho incontrata, ci siamo fatti una fotografia e quanto. Susi Galasso, la sua amica che proprio stava in una live, credo. Poi c'è Emanuela Migliaccio, mi mando un grande bacio, la sorella di Carmine Migliaccio, Carolina, che la conoscete sicuramente, Carolina Avrenzolona, che fa i video su Facebook. Poi c'è sta Alessia Castaldo, Alessia Castaldo, salutami non hai capito pure, Ale Monza comunque salutami, riscano su una casa caduta e vabbè è la futura cantante che non hai capito che cantando, non lo so, questo hai inteso, oppure sto facendo una figura in mezzo, futura in un home, futura cantante è un nome, non credo, perché sa qualcuno si chiama Futura, io tengo un'amica che si chiama Futura, però non penso che, comunque in mezzo fatto una figura in mezzo. Poi ci sta più Mario Cantone, Lorenzo mi piace dalla Svezia, voglio bene che ci segue dalla Svezia, Mariano Tramontana e Vittorio Nocini stanno sempre insieme, tutti e due, fanno culo e camicia, cioè o Lorenzo mi dice, o Mariano mi dice salutami a Vittorio, o Vittorio mi dice salutami a Mariano, o sta sempre insieme, non so, una coppia gay, non lo so chi siete, non me ne fotto proprio se si ricchiude, a me mi interessa, l'importante è che mi fate capire questo vostro rapporto, state sempre insieme. E poi ci sta Gennaro Migliaccio, Michele Centanni, Luca Laringe, Lorenzo De Angelis, Gennaro e Cristian Vicinanza, che invece su Frat. E poi c'è Alberto Varchetta, Matteo Tarasco, Enzo Prisco, Gaetano Fasano, chi ci sta più, Luigi Minieri, Ciro Di Marco, Mariana Vigilante, che non ci capito che è letti malamente, invece si chiama proprio Mariana con una N, che non ci capisco si sbaglia a scrivere un nome tu in a Facebook, ma non credo perché fosse proprio veramente cioè ti promuoverei come sindachessa delle case cadute, perché guarda, se uno sbaglia a scrivere un nome a Facebook, ma io credo che tu ti chiami proprio così Mariana, cioè chi sei voluto fare su fatto particolare, mamma del padre hanno dovuto fare questa cosa, attimi caite, ci hanno dovuto poco spiazzare quelli dell'anagrafe e ti hanno chiamato Mariana.
E poi ci sta Salvatore Colucci, poi io spero che mi scudano più. Ah no, ecco qua, Giusy Reale che mi ha scritto ora live proprio a Facebook, la saluto. E poi ci sta Ivi Castaldo che dice dammi il link, il sito per vedere la diretta, ma chi sa, ci sono a Facebook, alla casa Caruso, comunque vabbè, ora glielo do in privato. E fammi a breve chi ci sta collegato a Facebook, sicuramente Forza Azzurri questa volta sarà stato veramente il primo commento perché sono settimane che non riesce a essere uno dei primi commenti, quindi secondo me sarà già e sarà rilotto e mezzo a YouTube per vedere di essere il primo commento. Allora, andiamo a vedere chi ci sta in diretta, scusatemi perché io non mi ho preparata la pagina eccola qua, la pagina di YouTube dove vado a vedere i commenti di YouTube, eccola qua, mo la tengo innanzi a me, mi faccio un susso di casato perché per me l'ha già sprecato, non mi dici niente, so che da parte state pensando, ma che schifo, mo sapevo, chi sta ancora buono, io perché non avevo, se ne è buona è buona, mi faccio un susso. E poi è raro vedermi che mi bevo la casa, cioè una volta me l'ha avuto mio padre, in una diretta, mi ricordo, la diretta di Alessia Marcuzzi, quella famosa diretta di 3 ore, 4 ore, mi ricordo quando dura, quella diretta ci facciamo che la cessa non ci saluta. Allora, vado a vedere chi ci sta collegato su YouTube. Domenico Chiavarone e Forza Azzurri è arrivato secondo. Purtroppo non ce la fa più a dominare questa sua cosa di commentare per primo, però non fa niente. Allora, chi c'è sta? Boh, Lorenzo Migliaccio, poi Antonia Mennillo, la voglio salutare, oggi c'è sul tuo telefono, c'è su Facebook, perché se non capisci niente, perché praticamente mi arrivano messaggi cavallo, e oggi c'è una cosa, a voi grandi case cadute muovere, voglio, perché voi siete proprio, state peggiorando, voglio, io ve lo dico, voi state peggiorando, ma si vede che mi da scrivere prima delle 9:30, no, posso fare 3 saluti, e io puntualmente, tutte le volte che finisco di fare la live, scrivo sotto, voglio, scusate, se non vi ho salutato sotto a Facebook, no, dove metto il link della diretta, scrivo, voglio, scusate, mi faccio salutato, ma mi da scrivere prima delle 9:30, ma l'ha scritto 60 volte, su fatto, ogni live lo scrivo alla fine, però vedo perché c'è un'ottusaggine di fondo molto difficile da cavolo, mi sta dicendo, saluto pure a me Antonio Menila, però sono costretta come si dice, allora Facebook, se non capisci niente ti voglio commenti su Facebook, commenti su YouTube e già a fare una cosa già non ci riesci, tu due volte vuoi fare proprio in crisi, vabbè. Comunque, Antonella Sorbolino, che lo saluto da prima, dice: dopo 2 giorni ancora non posso credere di averti incontrato. Fui proprio felice, sono proprio una casa caruta. In effetti, sì, perché poi ne, chissà chissà a me che sono una casa caruta che mi puoi vedere tutti i giorni qua a pianura, vicino all'MD, cioè alla fine, non lo so, cioè, ne chi sta a Leonardo DiCaprio per dire, no? Allora, caga mio cazzo, vicino, mo che avete nominato la Juve Stabia, voglio un corso, stavo parlando della Juve Stabia, ma non lo so, forse Alex Stabisi, che lui è tifoso della Juve Stabia, quindi avrà messo il discorso in mese, ora vado a vedere, allora, poi MD dice, Count Stabia, tu sei la mia vita, non solo una partita, io sarò con te, magari l'MD che tifo per la Juve Stabia, non lo so, state, poi grandi vespe, ma che si è avuta a curva della Juve Stabia, ora questa live, vabbè, a me è una squadra che mi è simpatica, la dice da me, io l'ho detto anche l'altra volta, se non sbaglio, ad Alex, che a me la Juve Stabia mi è sempre stata simpatica come squadra, non so perché, però mi è sempre stata simpatica, non so questa cosa da dove nasce, no, non da dove nasce questa cosa, ma qualcuno dice, ma ci fai scimo, io voglio raccontare perché mi è venuto in mente un playoff della Juve Stabia contro a Salernitana, se non sbaglio, qua a Napoli giocare, ma stiamo parlando di forse 20 anni fa, 15 anni fa, così pazzo. E mi ricordo questo spareggio che chi vinceva andava in Serie B. Aspetta, studiato ci fa fa sempre un muro, nonostante l'ha studiato. No, mo la giusto, quanto stupido, alla fine è una cosa, cioè, va da solo, cioè, non se ne fotte, anche a spegnimento, ti premo un po' a spegnimento, ma chi lo so studiare non può sapere niente. Il non capita che lui è la coppa a basso, io penso che io sono una persona che, capito, distruggo che è la coppa a basso, vabbè, comunque so studio. Detto questo, sto telefono saranno proprio i numeri, vive di vita propria, cioè, nella vita da sua, oh, loco, cacchio di sai, vittima se studiare, sputassi noi, bozza a pitch su list, o belle e buone, ultimamente mi fa pagare telefonate, cose assurde. Ma poi scoperto che sto pagando le telefonate perché mi è venuta l'offerta. Una cosa mai successa, tengo 400 minuti, non chiamo mai a nessuno, all'improvviso sono finiti i minuti. Allora ci stavo, ma che sarà? Comunque poi ha chiamato a Wind, no? 3 euro, mi ricordo, parla con l'operatore, ma ci fatti via, cioè, mi ha aiutato a tagliare i capelli, ha chiamato all'operatore, mi sono cuscinato dei capelli, per far capire il livello ci facciamo l'operatore che poi scoperta in Albania, allora secondo me questa chiamata arriva in Albania ci arriva a pena perché poi comunque parlo più qua
3 ore a parlare con questo operatore, no? Non lo so, il problema quale può essere, un attimo solo, vi faccio una consultazione, in attesa, mi ha fatto imparare a memoria che lascio fare 5 canzoni, più macho, una canzone in merda, comunque, qua per che me ne frutti i minuti, e chi ci faccio 3 ore per capire che me ne frutti i minuti, queste 3 ore di consultazione per capire, vabbè, comunque, cose da pazzi oramai, questi telefoni. Ah, poi detto questo, ammannanza, se mi metto a parlare su lì, chi è che c'è giocando ancora della Juve stabile? Non lo so, io non lo so qual è su la Juve stabile. Comunque andiamo avanti, Alessio Enigma, ce l'ho fatta una pelle, come ho fatto una pelle un mugliere, sei un po' stanco, ma non sto stanco, addirittura sto stanco, non mi sento tutto energico, stasera sarà la Casato Gol, sarà la cosa. Allora, chissà di che, MD discount, anche questo oggi vado cagato cazzo, questa Juve stabile, vabbè, chiuso il discorso Juve stabile, Lorenzo Calò. Hai mai sentito parlare di Valentino? È un ragazzo che fa video di tutorial su come fare il vero occhiolino e il vero bacio sulla lingua, ti consiglio di vedere i suoi video e valuta se sono adatti a fare una parodia. Sì, l'ha già visto oggi a sto Valentino, però posso dire una cosa detta fra di noi, no? Questi si vede che sono guaglioni che fanno finte, no? I fiscemi, perché oggigiorno se tu fai finti fiscemi, un po' a Facebook, comunque vieni condiviso, vieni parodiato, vieni come dai fa capire, si parla di te, no? E quindi si vede che sto ne fa finta, io non so, è così evidente questa cosa. Però boh, oggi c'è una giornata che non sarà, boh, pare che non fotte chiusi, uno fa finta, fa scemo veramente, basta che tu si scemo, questo sembra essere un po' oggi Facebook e poi io la ci sto videist, però sinceramente non è che mi ha ispirato chissà che cose, quanto altro, e quindi alla fine non mi interessa. Comunque Alex Sabese, quando parli della Stabia ti adoro ancora di più, Fabio, il 17 maggio abbiamo i playoff per la Serie B, il 17 maggio è il futuro compleanno mio, tra l'altro, ma io mi auguro che come si chiama, che la Juve Stabia vada in Serie B, perché io sono molto diciamo, campano da questo punto di vista, perché mi fa piacere se tutte le squadre campane militano come in Serie B, in Serie A, no? Nella maggiore diciamo, per le maggiori possibilità che possono avere. Perché faccio, no, siamo su campane, io simpatizzo, tranne poco passa Salernitana, ma che se ne fatto unipersonale, non è che la cosa, diciamo che sai, Napolitano, non so che tu quando Salernitana, dice là c'è la Salernitana perché posso un spiegare, perché a me mi fanno proprio in frego, non lo so, perché se ne fatto che è proprio così, un po' diciamo, che è sbagliato, che per carità tutti i Salernitana su così, per carità, non è questo. Vabbè, comunque, Domenico Chiavarone, questa è la seconda live che vedo in diretta e sono riuscito a commentare per primo. Di solito la vedevo il giorno dopo per questioni di lavoro. Grande Fabrizio, grande Domenico, mi fa piacere che segui la live perché a me mi fa piacere. Pasquale Martuscello, MD può darsi dargli una soddisfazione per l'MB, magari SMB, essere copiata dalla Choconut in altri negozi. Voglio vi dico solo una cosa, a proposito di pezzotti della Choconut, cioè della Nutella, poi mi hanno mandato, io la però questa cosa la dico qua proprio come si dice, in esclusiva, ve la dico questa, ma pubblicai sotto un commento un link, cioè una foto di un pezzotto della Nutella, voglio io non so se la faccio graficamente o esiste veramente, perché voglio, stiamo parlando proprio del, secondo me, guardi, può dire riga, sono un fan della Choconut, significa che questa è una cosa potente. Voglio il pezzotto numero 1 nel mondo della Nutella, voglio indovinato come si chiama? Cioè, veramente, indovinato come si chiama? Non lo indovinerete mai. O pezzotto da Nutella, voglio si chiama a Nutella. Voglio giuro a Roberto Carlino che da morire proprio mommo in questo momento da futura giornata c'è molto Roberto Carlino si chiama a Nutella. Cioè, ma chi si ca proprio cioè chi si ca allora proprio veramente hanno fatto così hanno detto io allora ca ma pezzotto a Nutella. Ah, già esiste la Choconut, già esiste la Nut Cao e come la potevi chiamare? Non lo so, e chiamammo la Nutella. Tu quando arrivi, la Nutella, e chi lo verranno chiamata la Nutella? Cioè, oggi proprio cosa succede? Chi si stanno fuori? Chi sarà mai potuto pure noi a mettere i numeri dei prodotti? Che casi si uno hanno messo un numero prodotto a Nutella? E che significa che pure io posso mettere i numeri dei prodotti? E questa è una cosa che ci fa riflettere. Io non so se è grave o è buono, perché uno come me può fare pubblicità veramente, può diventare uno di là pro marketing che mettono i nomi a queste cose, comunque la Nutella, ve lo giuro, voglio un spaziale, la pubblicherò in questi giorni, appena tengo pochi tempo, c'è pubblicata questa cosa che non so se sia finta o vera, a Nutella, comunque là ci sono avuto la live, proprio in esclusiva. Detto questo, chi si chiama Licmo Bastone, qua sempre nomi nuovi e fantastici. Il nuovo motto è l'MD sarà un solo grido d'allarme, il Conad in fiamme, il Conad in fiamme, questa è bellissima, questa ce la vedo su una curva, veramente questa è bellissima. Licmo Bastone esordisce proprio con questa grande
questa cosa. La Gianfri Picardi, lasciami sta Gallino Caruto e saluto grande Gianfri Picardi, ma io con Gallino scherzo che per me è il mio dio. A proposito, io tengo una sorpresa pure. Io l'ho chiamata così questa live perché ha detto mo a chi si cioè, lo dico perché più o meno cioè, non ve lo dico, non vi svelo qual è la sorpresa, ma vi dico solamente che c'è una sorpresa. Questa però ve la posso dire fra, ce la vedrete, fra mercoledì, giovedì, non sto ancora, sto decidendo, ha già pubblicato un video dove vi spiego questa cosa, voglio, ma è una cosa tremenda, io, cioè, non posso ancora, non ci credo, però è vera, e quindi voglio, ma ve la dico così, ve la butto così, vi voglio solo incuriosire, ma non mi facete domande perché mi rimango cazzo e non vi cavano di tempo. Però questa è una bomba, voglio che sia una bomba, ci divertiamo, vi dico solo che ci divertiamo. Francesco Troiano, ciao cielo, ti seguo da Londra addirittura e non riesco ancora a capire perché non c'è un MD, ma infatti parecchie segnalazioni mi stanno arrivando, c'è sta l'MD, a Londra c'è sta l'MD, a Berlino c'è sta l'MD, e cavolo, ma fa una cosa di soldi, frate, ma la MD a Londra, un MD a Berlino, perché veramente a buscare i soldi della vita nostra, paziente terreno, questo fatto, ci vuole una cordata di imprenditori che ci permette di fare questi investimenti importanti all'estero e MD all'estero, ci fosse una cosa tremenda. Ma comunque questa sorpresa, vabbè, mi facete parlare, perché se mi metto a parlare troppo questo fatto mi metto troppa curiosità. Caga mio cazzo, c'ero domani un esame di chimica organica, ma passo cazzo, la live la seguo dall'inizio alla fine eppure se di me non lo passo, a dire, spero che tu lo passi ugualmente, spero che questa live di fare tanti secondo me studiate, perché sennò non ti potevi permettere di vedere la live, quindi secondo me tu hai studiato e sai tutto e quindi ti porteremo fortuna durante questa live. Vabbè, comunque magari voglio chiedere su qualche commento, voglio andare un po' dietro, andiamo a vedere un po', ok, il porto blindato. Alico Basso dice Fabri parlando la Tug Life ca carte l'MD potesse stare pure il porto blindato, sì, voglio, non so se avete visto, anzi colgo l'occasione per invitarvi ad andare a vedere casomai un secondo, anzi 30 secondi tu ho fatto un video l'ottava Tug Life, ottava puntata della Tug Life, stanno a Baghe dove a che si volate visto per Italia perché sennò a finire che una sorpresa si ha a che fare con la carta dell'MD effettivamente. MD Discount dice io sono stato il secondo a commentare scusami per lunedì che non ci sono stato ero andato all'Expo e giustamente no, è bella questa, è bella però è finta questa perché tu effettivamente io lo volevo scrivere perché che cazzo come si chiama all'Expo stanno i padiglioni della Cina vabbè la Cina Mozambique come cazzo si chiama vabbè Marocco è conosciuto però c'è nazioni che hanno stabilito nel manco si vede che è giusto un padiglione dell'MD, cioè voglio dire, ma questo è un razzismo verso di noi che non ci vogliono riconoscere nel mondo il cibo dell'MD, cioè come minimo basta un padiglione dedicato all'MD, è un Massaia, Puglia, Roberto Carlini, è un tutto quanto là, qui ci hanno cagato proprio questo snobismo verso l'MD, è una cosa che noi, poi quando poi ci facciamo renere come a poche, Angela Sorbolino, te lo sincero, hai mai sognato Roberto Carlino? Qualche volta si ti ricorda comunque Ilaria Gallo è qui vicino a me ti manda un bacio ci manda pure a Ilaria che a fine mo si chiamava Susi Galasso mo si chiama Ilaria Gallo vabbè cambiamenti di nome improvvisi su cui cazzetto cazzo va anche là probabile Vittorio Nocidio finalmente ecco mi risolto il problema al PC mannaggia sta cassa caruto sul PC sì io i PC purtroppo sono fatti così hanno in bomba scattato cioè mi ha scattato Anan fortunatamente non ha ancora problemi però so che è bruttissimo quando tieni problemi con il PC canzo con lei canzo con Netka a finire discutire a tastiera stancata sul bottone, scazzo bottone, sono problemi che purtroppo sono all'ordine del giorno e ti fanno piace bene. Edoardo, che si chiama bellissimo, c'era oggi pomeriggio seduto all'MD e ha visto una fotografia vicino a casa, ma sarebbe veramente un onore vedere una fotografia mia a mo di Padre Pio, cioè posso mettere sempre a Padre Pio in immagini, come dite una fotografia mia dall'MD come protettore, quando morirò a Cascentano, proprio di pallo che ma già fa, poi mi ci vedo come protettore dell'MD Santo Fabrizio, protettore di tutti gli MD, perché no, voglio questa è una proposta che vi faccio io quando morirò, facite una petizione, una cosa, un po' di budello, ma Facebook, un hashtag, vogliamo Cerrone come protettore dell'MD, un po' troppo lungo sta hashtag, però tu come da fare. Raffaele Alborito, Pepsi più live e Cerrone, top, come se aveva una Pepsi mentre la live, cioè, allora già cacciata, già bannata, non lo so che stavano in parte, no, a me stavano a te stavano qualcosa che devi questa roba originale che fa male, io te ne casato qua, voglio dire. Antonio Sorbolino, no, se tu che hai letto cazzo va anche là, non avevo dubbi che ero stato io, Ilaria Gallo è quella che fece il video al comico, non sai che ha letto io, Susi Galasso, cioè ha cagnato proprio connotata a questa amica tua, veramente,
mi scuso. Gerardo Mondiale, basso gusto MD a tutto cazzo. In effetti voglio dire, è diventato oramai proprio un tormentone che secondo me è difficile, è sfuggito di mano questa cosa dell'MD. E vabbè, comunque andiamo un po' a rete. Mario Cantone, Fabio sul telefono in mano ad una casa caduta, chissà quante cadute ha preso. Il telefono, voglio, ti dico la verità, è caduto, secondo me, non voglio, cioè più o meno 2000 volte, sarà caduto 2000 volte a mano, però faccio essere sincero, mo è una casa caduta perché uscì però che si incatasta, fa una telefonata, c'ho 5 anni, ci mette talmente di quel tempo per fare le telefonate a volte, che io mi scordo a chi c'è telefonato, sono questi 3 ore e dico, ma che non so più a chi devo telefonare, che ci mette di è lento, è mush, sa che ne fotografie, che ne strutturate, quindi purtroppo è lento, non carica bene più. E, però Coppa Chiesa Jesse Voglio è caduta non da grandi altezze, Jesse sincero, no, però comunque sempre se l'ha fatto Divana, la Coppa Divana, la Coppa Lieta, la Coppa Sfacci, come si chiama, scordo i nomi, a Menzel, è caduta la Coppa a Menzel che è buono 2,5 metri, però non si è mai rotto, si è sempre un po' scardato, sempre un po' qualche scardatura laterale, cioè, però non si è mai scassato. In Coppa Chiesa ci c'è, facciamo fa una taratta di palla ma a livello proprio potente, perché insomma, questo telefono non si è mai scassato. Invece una volta pigliavo il telefono con un magno mio, raccontavo questo fatto, mezza volta lo pigliai in mano, caretta un po' in terra a mia su metro, si scassa il telefono, c'è attaccato il telefono, c'è attaccato il telefono, anche la grande casa caruta lo stiamo, e vabbè. Chi è? Genetic, Kite Genetic, ti vuoi mettere quel tatuaggio finto, please? Che là, se mi sta là in tasca, se mi la fai samo, me la fa pigliare, che cosa che mi hai regalato tu, non lo vorrei ancora mettere, ma si può ricordare come te prima in realtà. Comunque, Vittorio Nociglio, c'è Roma, come fai a sentire? Rindu saluto iniziale che e Marianne Simbaghi, non è che siete gay, ci sta sempre insieme, non ho detto, ho alluso un po' alla vostra omosessualità, ma non è che ho detto che voi siete gay, per carità, cioè, o se siete gay a me cazzo me ne fu, cioè su cose vostre, io non voglio entrare nei particolari. Comunque noi siamo amici, poi Mariano Stachini femmina, beata Is Mariano che penso che pure tu perché stanno sempre mo oggi perché stai sempre a prestare a Mariano, mo ho collegato questa cosa che Is se ne è femmina, voglio è entrato un altro account mitico dopo Roberto Gallino, MD Discount, Lidl e compagnia Bell, vedo addirittura Casado Cola, eccolo qua l'account Casado Cola che dice c'è Roma il mister, no, non mi fa rischio su fatto, non voglio leggere che tengo un link a stivato, non lo posso leggere su cosa perché c'ho il link che mi hai mandato tu e che devo pubblicare di quel grande pezzotto che non mi sembra il caso di svelare. Allora, Alessio Enigma Cerone aumenta la voglia di vederti. Comunque nelle Doug Life appare un ragazzo scaduto e non caduto. Mi immagino le pose a MD che ti fai, no? Io non so se faccio caduto e non caduto, non ci capisco, no, le pose all'MD non mi sparo, cioè, anche se io oggi vi dirò, questo la dico, oggi dall'MD parte a tassi scimmi casato cola per fare questa scena che non l'ho fatto. Ma signore, bella e buona, sei un grande, diciamo, poi c'è una cassi dell'MD, c'è proprio un onore, proprio bellissimo, nonostante ciò però ragazzi dell'MD mo i lacrimani troppo non mi caga però cioè, questa è la cosa bella cioè il mo vicino questo è un grande ha fatto cioè, è che il magato poi ragazzi per far capire dall'MD e cabascia a me mi sanno però ma è così perché sennò io potessi più a fare spesa a finire una dicissima non so se potessi vabbè comunque Giovanni Scippa, poi Fabri niente di meno che ti seguo dai tempi di Malipanz, stiamo parlando di quasi 5 anni fa, 4 anni e mezzo fa, di Marco Appesse, che serve Marco Appesse, che stanno sti casi, no, ma parecchi non lo so, se sanno, che io, cioè, ma quattro anni fa si cosa pa internet, cioè, magari chi non lo sa, io sono un canale YouTube, ci stanno parodie vecchissime che noi facevamo, io mi chiamavo Marco Appeste, c'era questo personaggio che ero io, con una parrucca rossa in capo, facevo questo personaggio sfortunato, no? Che passava tipo un Pasquale Passaguai, diciamo, di quell'epoca, no? Sì, che cazzo mi diverti. Belle, poi ma a parte che tengono una parodia con la G, pare che poi stiamo preparando che ma non vedo l'ora, non vedo l'ora di farvela vedere perché veramente sta pazza un paio di anni nel farla, ecco. Però secondo me vi divertite perché che cazzo, cioè non vedo l'ora di pubblicarla. Però questo se ne parla all'inizio di giugno perché poi tenim sta cosa per manica è importante, vabbè, basta curiosità. 1 million, chissà, Fabiano. Uè, buonasera, io e Fratamo Panzarotto, antistress, sempre con te, grandissimo Panzarotto, ti mando veramente una schiacciata di pancia nel nome di Cerrone Fabrizio Di Gallino e dell'MT, che ci hanno fatto la luce, olè. Ma fa anche una preghiera su Carlino, possibilmente
La farò, non vi preoccupate, la preparerò questi giorni. Alex Sabise, oggi ti vedo, posso dire, più casacato dello solito, mannaggia Cattarella, però toglio, beh sì, oggi sono molto caduto, non lo so perché sarà stato solo capo, ma ci vedo proprio solo con un balcone quei 10 minuti che mi stanno facendo essere più caduto che mai. C'erano pochi freestyle, voglio un po' preoccupate che sul freestyle avrete modo di non preoccupate, ma facete parlare, sto dicendo. Allora, Gianfri Picardi, c'ero pure io ti seguo dai tempi di Marco Appeste, cioè, ma fa tu, camma fa questo MD ritorna a Peste, ma Marco Appeste oramai è andato, io ho voluto bene a Marco Appeste, dice dai, veramente parte di me, però basta, quando passo tempo passa, non si può fare sempre stesso. E oggi ho cagnato tanti modi di fare video, perché a così mi aiuta, a così mi è passata per la capa, a fare sempre le stesse cose, un po' cazzo, e non rendere più quello che rendevo prima. Vincenzo De Luce, Fabri, serve la sua benedizione. Il mio amico Ciccio Bello Andistress sta facendo le ultime guide, a me, e ci vuole il intervento di case cadute serie, eppure che non sai guidare. Infatti io non so guidare, non so quali consigli potrei dare a Ciccio Bello, che non so come fa a trascinare la macchina, sinceramente, con la sua stazza fisica, veramente la porta capanza la macchina, questo non lo so come riesce a chi la macchina, questo è un po' su tutta la rete, perché, vabbè, comunque, problemi suoi, comunque mi auguro che lui prenda la patente, a così diciamo mi sa andata a casa caruta, mi sa via patentata, comunque lo voglio bene. Fabio Vassallo, farai altri quiz con Furore Viaggi? Non saranno quiz, non saranno quiz, ma saranno altre cose, con Furore Viaggi, e sto dicendo, non mi facete parlare e voi mi volete parlare. Vabbè, comunque, all'icmo bastone, a Nutella, tamagna cucciare e te viene a sciordarella, ma sì, effettivamente penso che sì, questa Nutella sia una cosa che ti porti veramente a scaldare proprio il cesso, che un pezzotto così mai visto, e voglio mancare con Mariano Tramontano, c'era comunque il Penny Market, che era parecchio, non me lo nominavate, il Penny Market, che l'hanno schiacciato, capito? Cioè, a proposito, il pezzotto della Casato Cola si chiama Fanny Cola, sì, me l'hanno mandato qualche link in effetti di Fanny Cola, e mi pare un nome, proprio, Fanny Cola, Nicola, proprio comunque sarà Cesso, meglio la Casato. A scuola Martuscello, ho sono delle due ragazze che hanno rubato a casa tua, tu cosa ne pensi loro? Ma se stai riferendo a quelle due i due chess, no? Che hanno rubato all'MD di non mi ricordo a Roma, Salnuovo, non mi ricordo a Roma, rubare i formaggi all'MD. Questa è una notizia che c'era su uno di questi giornali online, questi siti online, dove si rubavano i formaggi all'MD e gli venivano a prendere. Questa era la cosa che facevano queste due. E infatti, voglio, cioè, cioè, per me sedia elettrica, perché mo c'ho, vai a rubare a casa mia, MD, non so, l'avremmo lasciate libere perché siamo anche misericordiosi. Roberto penso che avrà deciso, Carlino ovviamente avrà deciso di lasciarle così libere, non lo so, cosa l'ha vistissimo, non l'ha vista più questa situazione. Armando Davide, non mi fa pensare di case cadute in auto, che oggi sono sceso con la Vespa, mi fa avanzare pure a me perché poi da racconto pure, con la Vespa ci stanno certe case cadute che non sanno manco portare la bicicletta, se me ne rendo conto, ma mi fa pensare che io oggi sono sceso con questa casa caduta e su un bagno, mica in da macchina, voglio ma da credo, ma sono una telecamera, no? Mamma mi sta tenendo busta a te elettrico, mi dà sta le macchine, allora guarda qui, a Luca sempre, sta sempre nel buco, e ci è che ci fai, mi mamma ramara, sta sempre in una maniera, da sta macchina, un po' di questo c'è piazza una telecamera, perché secondo me escono video tipo i titolari Giacal che hanno fatto 4 nonni là a buffi parole su mai mi sta a quel livello là solo che tiene 30 anni, però sta a livelli di chiamma, noi lui ce l'ha, vabbè. Alfio 61, ho visto il video della nuova puntata di Tug Life e appena girato ad essere le mezzo sono proprio schiattato, così perché è a sorpresa che la cosa era adesso, sai, mi è venuta la capa di dice, cioè, di solito non so, però di solito sai qualcuno quando riceve la scheda se riesce a andare port, basta che fai la scheda così, questa leggenda che forse è anche vera, io non so che ha rubato in casa, era potuto portare, poi dicevano che le porte si aprivano con la scheda. Allora, su fatto è venuto un capo, sta cosa, dopo una scheda dell'MD, e l'hanno fatta senza. Vabbè. Detto questo, DJ Joe e DJ Protix, c'ero lasciò con un doppio gusto, non so batte. Salutami, poi volevo dirti che seguo da molti anni, anche se ne ho 12, da molti anni, vabbè, comunque, ma i tuoi video sono stati in più della mia vita, ti voglio bene, perché se mi segui da tanto, mi segui da quando ti 8 anni, e questo è un onore. Poi siamo 70 spettatori, oggi controllato un attimo, ma poi stiamo sagliendo oramai, cioè, stiamo spaccando proprio chess. Allora, Roberto Carlino, ce l'hai fatto la foto col frate? Ah, no, ancora no, che la cosa che ha già fatto. Sì, perché mi ha lanciato un prodotto, che stiamo sempre a lanciare a casa col, come si chiama, che la Cioconut, dice, mo ci sta anche l'olio, voglio dire, Fra Ulivo, si chiama l'olio dell'MD Fra Ulivo,
che dovrebbe, cioè l'amma venire un po' come l'amma lanciare, l'amma fa diventare il nostro tipo papa, come faceva che c'è Roberto Gallino, vabbè, è proprio Dio. Allora c'è un papa, no? E adesso su Frau Ulivo, man mano poco lancia su Frau Ulivo, che è il, diciamo, chi lo, cosa che sta vicino a lui, dell'MD, che si chiama Giuseppe Mancini. Ma che lavoro fai nella vita oltre a YouTube? L'ha detto un sacco di volte, ma diciamo, sarà la prima volta che tu vivi sta live. Io mi occupo di un po' di pubblicità, facciamo pubblicità a certe aziende, a certi negozi, con tante cose particolari, sulle biciclette pubblicitarie, tipo qualche video pubblicitario che ci facciamo ogni tanto, e tanti collegati che non mi sto a spiegare perché li annoierei soltanto. Pasquale Martuscello, ce lo conosco dei coglioni che fanno i buffoni quando guidano, ma il colmo è il casco integrale sulla Vespa o sul Siga. Ma sai che ma non è che un non così, oppure proprio a Vespa col casco integrale, ma non è che secondo me non è che smettono il casco integrale che hanno i buffoni, mi sono mettendo solo kill, perciò se lo mettono, che usano o panno si va a mettere un casco integrale, cioè non credo che sia uno è così, veramente. Penso che tiene solo chi là a casa e quindi diciamo mischiati capre, pure io, pure un po' di Cero perché guardi sempre a destra, ma chi cazzo guarda, non intendo niente, destra è qua credo, o là, non lo so, non so guardare, o forse sì, non lo so, non so, Alessio Enigma, quando lo fai il raduno a Caserta e dove lo fai il raduno? Che se non so ancora, ma sicuro lo voglio fare, anzi ne volevo parlare ultimamente che voglio una sta cosa, però sono capitate queste cose che poi vi dirò e quindi mi hanno poco frenato, immagino poco frenato, però verso giugno-luglio io lo vorrei fare sia a Napoli e anche a Caserta e se ci riesco pure a salire perché io vedo che stanno so che guagliuno che ci seguono là e mi facesse piacere di incontrarli tutti qua. Raffaele Alboreto ce lo fai dischia con furore viaggi non esci con furore viaggi sta. Mariano Tramontano ce lo se Carlino fa Dio e Fra Olivo il Papa nonno Beppe fa il Presidente della Repubblica perché no poi nonno Beppe comunque nel saggio no, dell'MD perché poi ovviamente le specialità di nonno Beppe per chi non le conoscesse sono i gelati dell'MD e a di quelle cazze dell'MD che sono firmati le specialità di nonno Beppe fatto così siamo in all'MD e quindi la lanciamo pure a nonno Beppe ultimamente lo stiamo lanciando un po' di più ma bisogna diciamo, farlo un po' più la lancia un po' di più Casato Cola se di Casato Cola ti fai tre sossetti ti esce la sciorda a rivolti schifa come si fanno a dire si costano pure i guaglioni collegati cioè non so ci dico per dire proprio però non dici Vincenzo De Lucia, Fabri, ti dico solo che la macchina della scuola guida di Ciccio Bello antistress. Guardate, sapete che Ciccio Bello stiamo parlando, voglio che era una bella panzulella, bello chatto, no? Però molto simpatico, molto accioccone. Io lo chiamavo antistress perché quando veniva a correre, conteneva questa panza che era bella da toccare perché ti toglieva lo stress. E allora, dicevo, Fabri, ti dico solo che la macchina di scuola di Ciccio Bello è piccolina, tipo quelle dei tuoi video l'istruttore da sta seduto a rete, un schiaffo a rete all'istruttore, poverino, l'istruttore tuo, basta un scappo con period, voglio dire, che della tua stazza, mi immagino sempre che le persone grasse fanno i video che non so che fai in ma poi non è vero, è una cosa da amico, poi stava riga, mega succhiato, ma facci i tipi, come magari che ci stanno pure palestico. Giuseppe Mancini, che genere di musica ascolti e chi sono i tuoi cantanti preferiti? Voglio vivere da su una casa caruto era quindi io ascolto poco come capi, io per mettermi sento i canzoni sociali per dire io non mi metto mi sento i canzoni Lenny Kravitz cioè non tutto per basta che musica mi piace non ho gusti particolari di cantanti mi sento tutto qua ma sento la musica che mi piace cioè, allora, so. Pasquale Martuscello ti aspetto a Lecce a Lecce ne esageriamo insieme a me ghiaccio il mitico Maurizio a me piacesse ne a Lecce però c'ho pure una cosa di soldo frate voglio dire poi mi piacerebbe perché Lecce è una bella città ma fai prima a venire tu a Napoli perché tu ci vieni pure Lino Gino scusami ho fatto tardi mi stanno strafogando le pizze fritte ora tutto pronto per il VC stanotte penso che pure penso che fra poco ci sarà bisogno del VC e non stanotte chissà Raffaele Alboreto c'era il tuo film preferito ma sono pochi i film che mi piacciono a me non ce n'ho uno di film preferiti perché in realtà sono tanti i film ma intendo mai film non ho mai le cose preferite perché è difficile che tengo un cantante preferito l'attore preferito o il morto preferito no è difficile mi piacciono un sacco di cose mi sento molto mi piacciono tante cose non mi fisso mai tranne per l'MD ovviamente che è unica fede e Gloria ce lo stasera non mi vuoi proprio salutare è il terzo commento che scrivo Eli mai mosso il genere di non l'ho letto anzi vado un po' indietro
a scavare qualcuno che non ho salutato, tra cui Mario 5, sei mai venuto a Sorrento? Non ancora, cioè sì, quando ero piccolino, ma non mi ricordo, però c'è già che dice che beh, Sivero Fabio, buonasera, bella gente, lo saluto anche a Sivero Fabio. Giovanni Scippa, che poi c'ero dopo la partita di ieri, ci si fatta sentire la parodia anche la casa Caruti. Oh, vabbè, a chi scurnacchiate De Laurenti, ma purtroppo De Laurenti siamo grandi scurnacchiate e ci auguriamo che quest'estate possa, speriamo bene oggi quest'estate, dobbiamo pensare ancora mo e vincere sta cazzo di Europa League e magari di qualificarci Champions League, ma la vedo difficile. Giovanni Scippa, che poi c'ero dopo, no, questa è ancora si una cosa, Salvo Sibile, buonasera Frank, un saluto a tutta la nostra famiglia e mediana. Vi saluta Salvo Sibillo, Enzo P. Il giornale preferito di Cerrone sicuro è il resto del Carlino, ma è scontato questa cosa. Casato con la Cerrone, ma ti ricordo di quella casa caduta dell'istruttore della motorizzazione del video dove ti insegnano a guidare? Sì, mi ricordo, è indimenticabile. E poi tra l'altro questo signore era il papà, è il papà di una ragazza che lavora nella Peugeot. Capo netta capi buona, si c'è una ricira che erano, cioè loro volevano fare uno scherzo, ma sto era così che erano tipo no, stiamo parlando del video che io feci lezioni di scuola guida a Cerrone, un video che ci fatto a settembre con la Peugeot, che casomai volete vedere, stanno a Facebook, stanno a YouTube, ecco. E chi praticamente da settimana sta macchina e non ci credeva che io non sapevo portare la macchina, ma io stavo là proprio perché sapevo portare la macchina, no? E ovviamente mi facevo, mi insegnavate voi, chi ci stava, quel giorno, a portare la macchina. E chi si giù poteva usare per mettere il freno a mano, che sapeva mettere la prima. E pure dice, casa caro, ma cazzo si può fare? Cioè, io cazzo per questo, non è cazzo perché sto facendo costruzione, io penso a sciupito, e chi non avevo pazienza. E cioè, lui un po' scherzava, un po' faceva pure vera, ma c'è un cazzo veramente. Comunque, meno male, poi tutto finì bene. Poi mi facevano pure scherzi, no, ma chi è proprio presidente della PCU, ma no, chi se la ci ha fatto fare pubblicità, ma non, i cazzo mi ha fatto fare, però poi mi dissero che no, era solo un scavetto, un pazzo, comunque alla fine tutto a posto. Lorenzo Gallo, come si chiama quella canzone video? Quella canzone video del pappagallo che fa ripetutamente, sì, questa è una canzone dei 99 post e si chiama proprio ripetutamente, se non mi sbaglio si chiama così, ripetutamente dei 99 post. Pasquale Mattuscello, allora aspettati una sorpresa a casa questo mese o il mese prossimo. Faccio una sorpresa a casa, addirittura non mi riesco a immaginare. Allora, Alfio 61 Palladino ha detto che non ti farà una pace a tu, cazzo, Palladinis, Miranda, che arriva Neuer, come cazzo si chiama tutti roba e mori, cazzo lo numero Neuer, cazzo si dice, scrivetemi il caso come si nomina questo portiere perché penso che sono l'unico che non lo so nominare. Neuer, scim si dice, non sento mai il nome nacchi, che sempre scritto, ma non sento mai che qualcuno dice, no, Neuer, non lo so, non so il nome nacchi. Comunque, Pasquale Martuscello, lo aspetta di una sorpresa, già l'ha letto. Stiamo a rete, perché stiamo su mandi comment. Alfonso Bosco che mi dice l'Eurospin, io l'Eurospin in tutta onestà lo citerò in una delle prossime, in questa parodia che preparando, che stiamo preparando, citerò l'Eurospin, però non ci sono mai stato, perché, ma parlano di prezzi buoni all'Eurospin, parlano che è una specie di mezzo più conveniente, a volte dicono a me mi però io non so se avere Neuer ha scritto Neuer, meno male mi vado veramente una figura di merda che faccio qua con voi, ma che non farò domani, dopodomani, nei prossimi giorni. A chissà dice Neuer apposta, ma si dice Neuer si chiama. E ragazzi, lui capi come si chiama chissà, così infatti diciamo, meno male ha svelato il suo segreto perché Antonella Sorbolino, Neuer, casa caduta, non so questo fatto, ma cioè, incredibile, ma io seguo, uguale, cioè, tu sa prima su fatti Neuer, mi ero chissà, casa caro vabbè. Salvo Sibillo, Miranda e Palladino, due parmigiane grattate caduto, ma Miranda e Palladino, allora, su fa traire, no? Palladino che è una casa caduta, lo sapevamo, ecco. Miranda pure, però Miranda, mamma mia, ha fatto una partita veramente ha fatto delle parate assurde. Io dicevo, secondo me si incazzano perché dicono, vabbè, noi siamo napoletani e stiamo, cioè, abbiamo fatto una vita, mi guarda fuori, e tu resti appesi, mi fuori. Sti quattro che danno molto a Napoli, che non sono vicini a Napoli, hanno sta a Napoli, a casa mia, a giocare allora, all'anima di destra, allora c'è questa sorta di invidia, rabbia, che fa scatenare questi giocatori napoletani che poi danno tutto loro stesso nelle partite contro un altro, bocca a chi destra vice.
vabbè, come fai? Cioè, così, però pure un'aula, ormai ero mi piglio pure un'aula, anzi, mi piglio soprattutto un'aula, che io posso ci chiamava tre pallone, ecco, si mettono, vabbè, poi, sono aula, chissà, sono proprio intossicamenti. Fabio Vassallo, che ne pensi di Perin, il portiere del Genoa, ha fatto una foto dove era all'MD, addirittura questo non lo sapevo, però Perin dice che è un bel portiere, a me piace perché scattando quei pazzi sotto, che la capa, di baschetto, la capelli lunghi, ecco, e un WhatsApp mi piace, Perin secondo me è il futuro dell'Italia tra i pali. Allora, Alec Bastone, che si chiama così, c'era a luglio essa fa un cinema, essa fa un cinema, Carlinator, il robot sceso sulla Terra e potrebbe proteggere i centri abbronzati. Un grande titolo e un grande film, Carlinator, ma oggi sai su tuo sta robot che protegge i centri abbronzati, è bellissima come idea, sulla scia di Terminator, Carlinator. Alex Stabisi, sappiamo tutti che sei una grande casa caruta, questo si sa, ma tua moglie e gli altri familiari cosa pensano di questa tua vita a fare ciò? Sono soddisfatto della persona che sei? Guarda, sinceramente questa è una bella domanda perché no, sinceramente, a me cioè, sanno che sono una casa caruta, ovviamente, però oramai si sono arresi un po' a casa mia, diciamo che più quando ero giovane, diciamo, non è che so più, però quando ero più poi, sai, un po' così, dici, ma a questa casa caruta, però amici, poi si sembrano arresi da questa cosa, che sono una casa caruta, poi mano a mano vedono che qualcuno si vede i video, così, bah, cioè, mai orgogliosi mai di me, anzi, io veramente a casa mi sono proprio una casa caruta, infatti, veramente, sai, quei qualcuno di voi mi sa, sei un grande, sei un miacco, ma sai che a casa mi veramente sono l'ultimo rucar proprio vabbè, però e questa è la situazione, non si può essere profeta in casa, no? In patria, figuriamoci. Vabbè, comunque DJ Joe e DJ Protix, c'era ogni video che fai, dice che hai un investimento, ma all'inizio della tua carriera spendiste tanti soldi per il primo video, questo non ci capito, c'era ogni video che fai dice che hai un investimento, boh, ma all'inizio della tua carriera spendiste tanti soldi per fare, no, però ti dico che all'inizio della mia quale carriera, chiamiamola carriera, all'inizio quando facevi i video, però per spendevo non un sacco di soldi, però spendevi più soldi, anche perché vabbè, facciamo parodie, allora sei un po' più lungo come video, e diceva dai, facciamo non un sacco di soldi, però intanto mi accattava 10 euro, accattava, sempre spesucce piccoli, però veramente poi cioè, ma pure oggi si siamo accattati qualcosa su cattammo, un po' meno però prima molto accattammo un sacco di roba, sai, tutti i volevamo che parodie erano molto lavorate come video ed erano lunghe e quindi noi sapevamo che ne facevamo una e usciva dopo 3 mesi e lei mi fa proprio al top della nostra possibilità e quindi noi sì, eravamo in auto e un coppa neve a fare una ripresa e a Roccaras vabbè, non è che la macchina a gas non è che abbiamo visto che però comunque ci piaceva fare queste cose qua e spendere pure qualcosa di soldi, a qualcosa di soldi limitatamente, non mai spesi 50, 100 euro per fare un video post, quindi stiamo parlando di soldi pochi, di 50 euro all'MD, attaccato all'MD, però vabbè, queste sono cose relative. Vabbè. Grande Pocio 22, c'ero a Santa Maria del Cedro e ci sono state ed è bellissima, c'è l'Aldel che sta proprio in rimbetta a casa mia, però a Scalea e a Cirella sta l'MD che non si batte, ma voglio dire, ma a Scalea che diciamo è la come si dice, tipo un luogo di vacanze per eccellenza dei napoletani, almeno prima lo era, ma non lo so se lo è ancora, figura successiva in MD, guarda, ero cool, penso che se ne va tutto Napoli, là, non gli va a villeggiare più là, a Scale. Chi è? Roberto Carlino dice MD gli monta Vincenzo Olivia. Sì, Vincenzo Olivia sarebbe la casa che ha avuto compagni che però a livello di montaggio e di riprese è bravo, ve lo vedete perché nei video che facevano quelli là, cioè no, la facci web, ma quegli altri li monta lui e per fortuna che c'è. Giuseppe Cappuccio, c'era la tua life della busta della spesa, ma fa morire, fai una faccia assurda, che è bello che sai, pare che hai in da saxo cacciare chissà che cosa, e alla fine sto facendo una busca tutto del vostro però a caccia tipo questa pistola un po' su western o buchinare che va a cacciare busto spagni di cennesi sì, Salvo Sibillo dice questo Carlinator è spaccato perché veramente ci vedo già i 6x3 in mezzo alla strada fuori cinema med un cinema che sta fuori ci vedo proprio questi Carlinator che belli Pastore Mattucci diceva Rit Papà mangiato come a Rit Papà mangiato come lo dice Lula e Gomorra mi infatti mi infatta Rit che sto di 20 anni nella casa che proprio sta nella casa che per me lo disse tuo padre anche tramite Facebook dovete sapere che il padre di Pasquale lavorava come in pizzeria tanti anni fa e quindi
quindi sì, mi conosce e sa che sono Casa Caruto. Enzo Volino, che si chiama, ma a Facebook si chiama Violino, non ci capite, Violino, non c'era la possibilità di chiamarti così su YouTube e ti si è chiamato Volino. Fabrizio, che consigli dai a chi vuole iniziare a fare video su YouTube in pratica e diventare un youtuber? Il primo consiglio che do io quando mi dicono questa cosa, ma magari sbaglio, però lo dico perché è un fatto questo, riguarda chi la fa in coppa a YouTube e non coppa a Facebook, penso io. Ma perché dico questo? Perché in coppa YouTube oggigiorno ti dà una grande, a meno che non fai dei video proprio forti, ma proprio forti, tanto vale che fai in coppa a Facebook, perché come ti fai, sono più visibili, sono più, almeno stanno i compagni tuoi che si vedono i video, no? Niente, uno in coppa a Facebook che tiene 2.000, 3.000 amicizie, 1.000 amicizie, non lo so, allora fai un video in coppa a Facebook, qualcuno su no? Qualcuno ci va a fare questo struzzo di Instagram, ma invece in coppa a YouTube, a me fai una cosa proprio forte, cazzo fai fuori, no? Dico io, però magari tu c'hai qualcosa di forte da proporre. E quindi proprio, no, i consigli sempre fa di mettere coppa a Facebook prima di tutto. Poi, secondaria cosa, io non lo so, cioè, guarda, non lo so, io l'ho già fatto di coppa a YouTube perché mi piace, mi è capitato. Non me la sento mai di dare consigli. Uno forse di consigli è capito, un sacco loro che mi domandano, proprio domandano perché secondo me cioè, vedo persone che fanno i video in coppa a YouTube e Facebook e così via, perché magari che uno sa, possa accendere l'attenzione, ma per carità pure io voglio stare accendere l'attenzione, però secondo me nasce da più da un fatto che tu vuoi dicere qualcosa, fa qualcosa, frustru, cioè non lo so, però non da un fatto che tu vuoi bellire, perché se vuoi bellire, ma vuoi bellire, non fai video in coppa, capito? Allora sai, falla se tiene qualcosa a fa, da dire, no? E non lo so, che si pensi? Allora sì, può fanno un sacco di video, perché sono idee, alla fine i video sono idee, quindi tu c'hai un sacco di idee e le fai, quindi queste, sì, si tiene le idee, falle, questo voglio dire, questo è un consiglio che mi sentirai, poi non lo so. Vabbè, comunque, The King, uè, Ocello, mi sono appena collegato, Maronna mia, quando si mangia dai nonni non ti fanno alzare da tavola finché non finisci di mangiare tutto. Beata a te che tieni ancora i nonni, ed è così per i nonni, ti viziano e ti fanno mangiare. DJ Joe e DJ Protix, chiaramente ogni video che fai ha da essere un successo, quindi se ti servono cose soldi chiedi a Roberto Carlino, che secondo me sta buona portafoglio, ma sta buona sì Roberto Carlino perché proprietario di immobili sparsi in tutta Italia, si mette in questi soldi, non so chi ce li abbia. Fabio Vassallo, Casa Caruto, non c'è Casa Caruto come te, unico come se, che sta cantando una canzone Eros Ramazzotti, credo, quindi la devo, Casa Caruta non c'è, Casa Caruta come te, unico come sei, Casa Caruta, grazie di esistere, ma non c'è scritto. Luigi Minieri, cosa ne pensi degli youtubers che poi sono riusciti ad entrare in TV grazie alle raccomandazioni? Wow, non so, perché non lo so, effettivamente non c'è certezza di qualcuno che faceva YouTube e poi è stato raccomandato. Oddio, mi è venuto in mente a Francesco Sole che penso che non è che è raccomandato, penso che sia stato proprio, ma lo dicono, poi non lo dico io, cioè, che, se, che è tutto piano, no? E dicevano su internet che, vabbè, come si chiama, Roberto? Francesco Sole è un progetto, no? Ma sarà pure, perché penso che ci facciamo un fanano YouTube, perché lo faceva bene, ci facciamo i video a livello tecnico. Io penso che sia veramente forse un progetto, una persona che ha iniziato a prima lo fa in da televisione, ma non lo fa internet così, si mette a fosse un agente vero, parapà, e poi quando va in da televisione già ha il suo seguito, già è conosciuto. Quindi io che già pensavo, ma che già pensavo, è tutto così oggi, ma non la televisione, proprio il mondo, è tutto un po' così, tutto un po' parentale, però non possiamo passare anche un cazzo, ma come frutta a me, ognuno che vuole, va bene, bene, allora, va bene, le sue opinioni, cioè, dice, allora, wow, Fabrizio, sbagli sempre, The King, il mio nome, te l'ho detto anche al come si dice Z King, ma io mi sa, come faccio a ricordare sì, una casa Caruto, ti ricordi di me, sono stato il tuo assistente Caruto, ma come non mai ricordi, mi ricordo che sei stato il mio assistente Caruto, però se tu mi sci Z King, io come non so, c'è King, pensa a dar, non so, c'è che cazzo pensa a King, e quindi non ho capito. Enzo Riscetti, oramai tutti in famiglia è una dedica Enzo Riscetti, oramai tutti in famiglia è una dedica da papà a Anna Bucchinare che si fide con mina figlia sempre non lo so che senso, spiegami Enzo Riscetti, la pigli come una cosa buona, l'Andro Bucchinare riferita a me, non lo so, spiegami, non la capito. Comunque saluta la famiglia tua, è il minimo. E mi dici, ma che ti chiama, ma perché ti chiama Frank e Ceruno? Ah, ma quando ci mi vado la ma questa è una cosa proprio che a me mi porterò fino alla porta. Frank e Ceruno, ma nasci tu patriarca,
film io che sono Cerrone e Frank che era su un magno mica alla mia chiesa vecchissima e su fatto che era meglio che chiamavo Cerrone un canale e si chiama Francesco che abbiamo cominciato a fare i video tu sai che tu chi lo sanno hai dato la stanza dicendo c'ero ci buffata wow ma io sono d'accordo ma voi adesso sapete pure che stanno questi casi che mi fanno spiegare 100.000 volte e allora questo amico mio si chiama Francesco Frank perché volevo buchinare quindi Frank e Cerrone che è la cosa oggi sta più e mi è rimasto Frank e Cerrone un po' no ma io sono Cerrone vabbè detto questo Roberto Carli non cangia sta lì e tempi di crisi ma Carli mangia sfotto tu frate che stai in soldi in casa sta casa caruto veramente Casato Cola, ce lo hai visto il nuovo video di Enrico Pasquale Pratico? Ah, poverino. Ma se ti stai riferendo all'intervista con Libri, ha visto poco, ma tutto cazzo, giuato. È perché per fare il cazzo, che poi ti prendo, ma sempre stessi come un pesce, fallo fare qualcosa, che si faccia fare un po', sempre stessi domande, che la facci Wallry di prima, vabbè, questo, detto questo, anche un basso, se lo manca fosse malamente a fare il carlinista, bellissimo film, un bambino posseduto dallo spirito del Conad, i giovani in qualità scrivere i sceneggiatori, fa chiedere alla tua famiglia l'aiuto di padre Carlino che lo esorcizza con la casata cola tenendo genifi film, ma guardi, veramente tu sei una mente superiore, all'Icmo Bastone si chiama, cioè dal nome non si direbbe, ma intanto ten queste idee che veramente già ha partorito Carlinator e ha partorito il carlinista, cioè che sarebbe la parodia dell'esorcista, che è veramente una storia molto avvincente, che veramente mi sta piacendo. Enzo Riscetti, ormai ti conoscono tutti in famiglia, che volevi dire, e guardando un tuo video, papà ha espresso il suo commento su di te. Ah, ah, te voglio bene e quando me ne vo a me, ecco la spiegazione, scusami, no, scusami tu che non avevo capito, comunque mandai un abbraccio a tuo padre che è veramente un onore per me, capata, c'è una persona rossa, che pensa sempre di essere una persona che vengo viste dai ragazzi, che a me mi fa onore, perché anzi io sono contento che voglio una verità uno come me che ha 30 anni, quindi 14, 15, 16, lo sai di cazzo, i guaglioni 15-16 anni stanno a rete a me, questa è una cosa buona, che significa che tengo ancora la capo a guagliuncella, mi fa piacere, però poi essere seguito anche da una persona grande, allora mi fa, oh, cazzo, però fai una nazione di 40 anni, e il che anche mi fa onore a me personalmente. Edoardo, c'era un ma ci guadagni qualcosa facendo video, ma dipende, quando su video che c'è sta pubblicità in quando c'è la pubblicità dentro, allora sì, qualcosa ci guadagno, ma non è sempre così, purtroppo, perché tu sai, ma non ogni video che facessi guadagnasse una cosa, sarei contentissimo di fare sempre questa cosa qua. E purtroppo non mi è così, però che mi fa? Ma io mi diverto comunque, quindi li faccio comunque, così non ci guadagno niente, perché mi diverto. Z King, voi ce l'ho visto una cosa impressionabile, per me è stato un trauma. Stavo andando al mare, mi trovavo quasi all'isola e all'improvviso mi compare una scritta BC Discount, stessi colori del logo del MT, guarda, questo è, secondo me, cioè, non ti crederò finché non lo vedrò scritto, ti dico la verità, quindi mi mandi un commento, voglio le prove, quando mi mandi le foto, allora ne parliamo, intanto non vorrei aprire queste polemiche sterili, senza prove. Ecco. FIFA Gamer sta facendo Enrico faccio partito di induce sta studiare che cosa caro ma annurare la MD discount la cosa che non mi è piaciuta che ha fatto di pre è che illudeva la famiglia di ignoranti dicendo che era il nuovo Massimo Troisi no questa parte me la sono persa però l'ho letta parte che Kais paragonava ma Sabbo ma chi di pre voglio che cazzo parla ma Felipe che deve fare un fatto e poi da mettere che è il suo gioco quello là di mettere in difficoltà i sci quello che lei ti prega ma sono pure contento che tra virgolette non sia più così diciamo l'anno scorso o 2 anni fa ebbe un grande successo ma alla fine lascio tempo che trovo no? Perché poi una roba quando si distrugge no? La gente più o meno cosa una cosa allora sai dice fa bocca ma cioè, era bella all'inizio vi prego facevo questo fatto poi c'è la cagatura a me personalmente la cagatura quindi rimango più e mi ci fa sempre parlare. Casato Cola, se mi bocciano quest'anno verso una bottiglia di Casato Cola nella bellissima Audi del mio professore di matematica, l'Homme e Med. Effettivamente è peggio lo zucchero secondo me nel motore, di solito si usa lo zucchero nel motore ma non che io l'abbia mai fatto, perché non ci mai fatto però per fondere i motori, ma secondo me a Casato Cola scoppia proprio subito la macchina, come metti in moto, secondo me veramente zumbo. Alfio 61, voglio ma da ragazzi no, ma cango perché mi disputava vicino schermo e non è bello. Ti prego, posso fare la cassa LMD e nemmeno. Secondo me Antonio Caperchio, si fa prima perché Frank Ceroci cagato sto pariando fortunatamente, stai pariando Luigi Minieri, comunque fa
più pari a tu a chi disciplinava della San Francesco Sole oppure di quei due romani che hanno fatto il servizio di Notorious. Ma mi fate venire la curiosità che passi due romani che hanno fatto il servizio di Notorious, senza ci mancherebbe Notorious, ma penso che sia una trasmissione, non lo so. Mi fa piacere che faccio fare più, ma guarda, Francesco Solo io voglio dire, c'è tutto, tranne che fa variare, perché cioè, penso che veramente pure non, che non ho più, però tipo, non lo so, qualcuno che chiunque fa variare più Francesco Solo, perché Francesco Solo io lo voglio bene, Sara farà dei video anche carini, dal punto di vista tecnico, molto bravo, montaggio, ritmo, musica, tutto quello, però è sempre a Waller, è una Waller, no? Cioè, perché non è che fa ridere, cioè, voglio dire, Francesco Solo fa ridere, penso che a casa stiamo proprio a livello che i Totò, cioè Francesco Solo tutto tranne fa ridere perché non ottiene proprio, non passato da qua. Gianni Omega, di pre all'inizio veniva seguito oramai una carta conosciuta, bravissimo, comunque sempre ci sarà qualcuno che ci farà una buona rotta boh, e finirà a fare scemo. Non l'ho già vista l'ultima frase che dici, ma comunque su Di Pre abbiamo espresso quello che questa è carta conosciuta, boh, questo è sicuro, cioè una volta, due volte, tre, quattro, poi ci caga tu cazzo, frate, ci cagna. Lorenzo Calvo, hai visto l'intervista di Pre? Una volta. Ci sono anche i suoi genitori e sua nonna, che non me la pezza la seconda parte, perché ci stanno i genitori e la nonna, ma mi ha fatto una curiosità, ma da fai avrei Pasquale Martuscello la persa. Enzo Pima fa prima oggi niente moschilli, che tu sai che sti cazzi di moschilli Enzo stanno in estate, a casa mi stanno in primavera oppure in autunno, senza capire, ma ricordo che vedete che se ci facciamo i moschilli ma forse serve veramente che il bagno schiuma l'MD che mi li faceva tirare a quando ci bagnato bagno schiuma non ci stanno più i moschilli, anche se non li vedo proprio in aria, dici, però aspetto super che questi moschilli per un in bocca, quindi da lui, quindi un naso, e mi sembra veramente ma se ne scassano cazzo, sono un periodo proprio triste della mia vita, un paio di mesi fa, ero invaso da questi moschilli, che non ci stanno più, fortunatamente sarà stato baciato, non lo so, mi fatta ricordare su fattissimi moschilli che è stata Enzo Violino, comunque Fabri, se conferisco non è cosa, c'è puttana, ci penso commenti, scusatemi. Ah, se non che offerisco non è cosa, è più tipo che si dà appiccicate. E mi ricordo da parte tua che continua a portare avanti il canale Frank Cerone a creare video. No, io mi sono appiccicata. Allora, inizialmente, ho passato qualche tempo, ma io questa cosa l'avevo anche raccontata a grandi linee. Inizialmente io, vabbè, noi facciamo i video insieme tutto questo. Io sono sempre stata una capicazza, tra virgolette, nel senso che sono sempre stato uno che a me piace le cose che dico. Sono fatta così, non riesco, cioè riesco a collaborare, riesco a fare delle cose insieme alle altre persone, perché l'ha già fatto, l'avete vista. Però a un certo punto, per esempio, io non piace di fare sempre quello che dici, nel senso che ha già fatto un video, non è che ti ha gettato da piacere pure a te, cioè, io voglio fare, poi si piace, piace, non piace, non piace, ma non posso stare, a te ti piace, non mi piace, a te ti piace, no, a me, voglio perché faccio niente di più, cioè, non posso fare cose che piacciono a te, se no facevi cose che piacciono, a me piace fare cose che piacciono a me, allora poi non si va più d'accordo su certe cose, e allora non è stato proprio questo il motivo, però per me fondamentalmente anche questo è stato il motivo sono stati altri motivi, ma sempre tranquillo, che poi siamo rimasti amici per Francesco, anzi, mo facendo vedi il controllore, ci retta una mano, pulizia a fare video, ecco. Però sai che tra persone come noi, che ci piacciono le cose loro, no? E allora sai, è difficile andare d'accordo. Per quando ci siamo riusciti in un tempo ad andare d'accordo, ci si chiude d'accordo. Però poi non si chiude d'accordo, più ognuno vuole fare cose sue, ma è anche giusto perché ognuno fa quello che dici, questo è cioè, non è che stai in un lavoro oppure è una cosa cioè, è una cosa come dire, è una passione, è uno sfizio, sono tante allora ognuno lo fa un po' quindi è giusto che ognuno fa cose sue fondamentalmente io porto innanzi un canale, oddio, porto innanzi faccio quello che mi piace di fare a me, non è che porto innanzi un canale fondamentalmente che poi il canale, oddio, io i video sto facendo anche quasi su Facebook, anche quasi tutti su Facebook, quindi non è che sto portando innanzi un canale, però porto innanzi quello che mi piace di fare a me, quindi questo non è ammirevole, è che mi piace lo fare, cioè, mi fa piacere che tu mi ammiri, ma non è una cosa che tu mi ammiri, a me piace. Armando Davino, qua c'è già passato quasi un'ora, è vero, oggi volano le ore qua quando facciamo la live, ho messo come fosse 10 minuti da sto parlando, che sto buono quando faccio la live, mi diverto, quindi stiamo facendo a poco tranquillamente perché per me è come se fosse passato l'ora, sarà stato Sasha Scimi che è stato quello che mi ha dato proprio lo sprint per fare questa live, e lì Gloria, cioè ti saluta Mario, grande Mario, che non si vede la diretta perché una casa caruta e sta stanca, vabbè ma avrà ragione giustamente, tutte le live, comunque lo saluto, ciao Mario e ciao Elisa. Andrea Attanasio, Fabri, cosa ne pensi di Amici, il programma di Mario De Filippo? Io, per carità, non lo vedo, non penso niente perché non lo riesco a vedere, ma pure perché
morivo tanti anni fa, me lo vedevo, le prime edizioni, poi la roba perché sembra si sta come un po' pazzo, quindi non me lo vedo, non posso dire. Grande Pocio 22, ma mo che state, fuori a scuola si fanno i bagni, si facciano un bagno a uno che ha casato con che succede? Sazzecca, lo vedo che essendo molto zuccherosa, ma soprattutto quella là grande di casato con la bottiglia, può fare un primo comico, una specie di Tube Life, e ti ha finito a casa con la mano, sazza in mano, e io, sai, arrivavano a qualcuno, stavano con figure, me ne stai io perché finivo in mano a Alex Stabiese, scusa, ma vado, non mi sento molto bene, mi dispiace dover abbandonare la visione della tua live, ma posso essere soddisfatto di questi 55 minuti, sappi che ti voglio bene, siccome non frate. Ti mando un grande bacio, veramente a Tamarro, un bacione proprio a Tamarro, Alex, ma figurati, anzi, spero che tu ti arrepigli e non muore, ma non morirai, non morirai, lo so, e ti voglio bene. Ti saluto Alex. Casato Cola, cioè, ma perché non provi Twitch per fare le live? È molto meglio di YouTube, quasi tutti YouTube. Ma io la gente parla su Twitch, però sinceramente, cazzo, cioè, penso che sia la stessa cosa, non so che cosa abbia in più questo Twitch di... Io oramai sono abituato, un po' a YouTube, faccio link, mi fa abituare a una cosa, a me c'è superato, caga, perché quando mi abituo a fare una cosa, può cambiare, per me è una cosa difficile, è meglio tenere la live di YouTube che sa usare ma ci imparata riesce vinta live che faceva figure e merda ora abbiamo trovato una nostra chiusa e quindi un nostro equilibrio quindi meglio non cambiare. 1 million Fabiano, allora Fabri mi candido io per la parte di Frank visto che il mio secondo nome è Francesco, valuta tu. Pensa a quante risate su una serie di video parodiate su Fratello Panzarotto l'antistress. L'antistress prima o poi a Fratello due volte da qualche video perché c'ha quella sua simpatia che secondo me buca il video. Roberto Carli dice ma crei che lo piatta Pisaret a te comunque un canale chiama Carlino e Cerrone allora si piatta a Pisaret no, io posso, io non ci mai capito che parlo proprio di cose coppocessi non lo so, sto fatto fare a ridere però vere, infatti quando sono piccolo e queste cose di magari mi amo, cose per mettere troppo cesso, faccio un muro, cioè per me che è arte questa, no? Penso che è una cosa artistica, non lo so, ci somiglia perché della stessa forma ovale del copricesso, io non so come si chiama, cosa mettere troppo cesso quando vede, chiudi il cesso, ecco, quando chiudi il cesso e chiudi, e sta su cosa faccio un muro, cioè capite crese, un quadro, non so, cosa sta. Vabbè, comunque domani MD diciamo domani mi voglio vedere la prima live. La prima live è stata una cosa incredibile tra non si sentivano pazzi, io mettevo il parrucco, cambiavo parrucco ogni tanto. È stata una live molto movimentata, però ci diverte perché la prima c'è pure una certa emozione, mo ci sono tranquillo e sciolto, però all'inizio sapere che se qualcuno mi guardava, che senteva quello che diceva, che non è che potevo registrare, potevo fare un taglio, c'era parlare così, tutto senza filtri, era una cosa che mi metteva abbastanza emozione, no? Allora, Enzo Piolino, Twitch è prevalentemente per quelli che fanno gameplay. Allora, cazzo, mi a me che ne faccio questi gameplay. Dario Tabasco, ciao Fabrizio, grande Dario Tabasco dalla Svizzera. Credo che sia sempre in Svizzera. Sarà collegato mo proprio per last minute. Che tra poco finiamo, però mi fa piacere che c'è. Raffaele Alborito, che ti ha cattato un bagno schiuma, la Conad, no, non mi ha cattato un bagno schiuma, può essere, quindi non lo so, c'è mia moglie l'ha cattato, non so quale provenienza, ma non credo. Mia moglie dice o bagno schiuma a Duvis Carrefour, che è un negozio di 50 centesimi, però non costano 50 centesimi, cioè è finto, io tengo un negozio Carrefour, non ho mai parlato, sta vicino all'MD, giustamente lui figlio e bucchi, sa, mi si vicino all'MD perché è 50 centesimi, capo vai là DIND e non c'è niente a 50 centesimi, è fame, cioè perché va a 50 centesimi e poi vai là DIND 2 euro, 3 euro, parte anche, vabbè, questa è una cosa solo a Napoli, secondo me. Sì, vero Fabio, Az 12.000 12 milioni di visite totali all'anno per una casa che positiva. No, ma guarda che il 12 milioni, tu dici, 12 milioni di visite, oh, su 4 anni che passo su YouTube, e poi c'è sta gente che non può passare, cioè, ogni tanto pure io volessi scrivere 12 milioni di visite, però c'è questa gente che tiene molti di più, che ha fatto solo un video, 12 milioni di visite. Certo, è una soddisfazione che non avrei mai pensato in Davide mia fa 12 milioni di visualizzazioni, però prima, poi invece sono abituato, non lo so. Comunque, MD Discount, sì, Twitch è meglio per chi fa i gameplay, è meglio YouTube per quello che faccio, meno male, MD Discount che mi dà ragione. Johnny Channel, fammi che ne pensi di questo Napoli, ha già fatto cadere tutti i casi intorno a me per mezzo di illuminante e merda. Io facciamo su Napoli ti stanno fa sempre questo, tengo l'occasione per recuperare, perché perdono a Roma, a Lazio pareggio, per la Lazio e poi un Napoli puntualmente nelle occasioni nelle quali tagliava 3 pallone a Ind basta, senza proprio niente, 3 pallone a Ind
o Napoli viene meno in declusatura e buonanotte. Questo è stato il campionato del Napoli, quindi sì, quest'anno riuscimmo non lo so, non lo so se riusciamo a qualificare la Champions League su quarti terzo posto, questa Europa League. Quest'anno è un anno proprio che io non si sa, cioè veramente non si sa, poi io spero che si possa vincere almeno l'Europa League, spero questo. Ma io credo ancora un po' nel terzo posto, però secondo me dice, non lo so, ci voglio credere, non ci voglio credere, non lo so, un po' sono pessimista, un po' sono ottimista. Voglio parlare, parliamo alla fine e speriamo. Pasquale Martuscilo, ce lo perché non fai un bel video con Domenico e Fabio Mar e Antonio Martuscilo, ma tu Fabio Mar, cioè, che è un amico mio che sta a Parigi, lui lo conosce perché il padre lo conosce, cioè tu lo conosci, tu lo conosci padre da Fabio Mar, ma purtroppo Fabio Mar stava sentendo in auto ogni morte di Papa, anche io mi faccio sentire da lui in auto ogni morte di Papa, però fosse una bella idea fare una live insieme un giorno, ma sono cose molto utopiche, è utopia, perché cioè, se io dico a Fabio Mar facciamo una live, perché così andare dopo 6 mesi, quindi è un po' impossibile organizzarci con lui. Allora sta, Johnny Chan di Slaggelettis, vado un po' dietro, ah no, Vincenzo De Lucia, c'era un Napoli Cesena in curva A, 7 euro, unico come il ciclo bello che ho già detto, su fatto la settimana scorsa, non posso venire dicendo che non c'è stongo, quando è domenica là, quando tu mi hai dato un paio di date, e i dati purtroppo non ci sono, però mi pare che Napoli Cesena gioca il 31, mi pare, come probabile, forse ci sono, ma non lo so, voglio tengo varie cose che poi capirete e quindi non lo faccio, non lo so. Se ci sono ci vengo perché a parte 7 euro, però manca prima la partita nuova perché tanto che non vado allo sta. Andrea Sorbolino, quando farai una live con Raffaele Maurizio, ma già facette una volta, forse non le seguivi, ma poco tempo fa, tipo un paio di mesi fa, ha già fatto una live con Raffaele e con Anthony Galeotto, mi ricordo, un paio di mesi fa più. Johnny Channel, siamo stati troppo sfortunati, sfortunato cazzo. Vabbè sì, oggi si faccio parati di aver esagerato, però non è che ci siamo gli altri palloni, guarda, secondo me. Questa è la... Poi poi potremmo pure vincere 3-2, potevamo vincere, però cazzo, è un figo da mare, no? Su una oggi guarda a vincere, su quazzi Parma, che sta in Serie B. Siamo stati troppo sfortunati, ogni volta che c'è un'occasione per passare quelle due, o perdiamo immediatamente o pareggiamo, no? Ma ne è vero, una volta da città non esiste, una squadra col blasone del Napoli, quando ci stanno si parti sanno a vincere, non ci sta né Sande né Marò, stanno a vincere, non ci dobbiamo appellare ai portieri che fanno pure questi cazzi parati, ecco però. Comunque c'è Raffaele Alborito, ce lo cambia la descrizione del canale, sta scritto siamo Frank e Cello, questo è vero, ci sta scritto ancora siamo Frank e Cello, c'è sempre che sta descrizione, non la cambio mai, e mi scorze. MD Discount, gli ce l'ho, ho fatto l'Uradun, no, ancora l'Uradun, non ancora a giugno lo faccio, però non mi posso organizzare, perché tengo su vari cazzi, non mi posso dire, non posso mettere ancora organizzato, però presto lo organizziamo, non mi preoccupate che è il mio pensiero, no? Il mio piacere, no? Mi fa sta figuratevi, la G su Ciana, non faccio lo farò sicuramente. Caga mio cazzo, voglio atta sempre ti fa, sempre pure fuori dal campo devi avere forza, ma non ti fa sempre un altro, però quando rompo cazzo, non è che potremmo stare là a fare solo la maglia, no, bravo, quando perde merita chi è morto, allora chi è morto c'ha la naviglia, non è che ci potremmo incazzare, se ci potremmo incazzare con Napoli, caga mio cazzo, io sto a modo, in faccia alla gente, forza Napoli, la prima grazie. Armando Davino, ci ho già avuto, mi sono divertito tantissimo, ora stacco Forza MD e Forza Viva le case che ho avuto, voglio stacco pure io perché sono fatti l'11 ma anche vinte sinceramente io vi svelo che io non ho mangiato questa sera perché mangio due panzarotti mi sa vivo, mia moglie è computato, quindi mangerò ora e quindi voglio vado a mangiare e vi lascio. Aiuto, preparatevi perché a 41-40 rispetto a quello che tengo in diretta aiuto, questa bomba sta settimana, state collegati in a Facebook che poi, che poi ve lo dico, poi capite, perché sto facendo questo risetto sul betto, sarà una bella cosa, un bel video in programma. Quindi io vi saluto, a Camagnà, ma che fanno un bello tuzzo casato per recuperare un po' di saliva. Lo saluto, vi ringrazio che siete stati qua per questa mezz'oretta, che dico e che dite pure voi, se ce ne dicete. E vabbè, basta, io vi saluto sempre con grande calore tutte le case cadute che si guardano la live in differita e vi lascio io. Un bacione, è stato buono, buona serata e buone cose. Arrivederci.